Benvenuti al Trofeo Topolino, che è lo spettacolo più bello d'Italia. Benvenuti a tutti al Trofeo Topolino. Benvenuti al Trofeo Topolino. Benvenuti al Trofeo Topolino. Benvenuti alla 20ª edizione del Trofeo Rugby Topolino. Che questo trofeo abbia una vita lunga, questo è l'auspicio che faccio. Siamo arrivati al record, nel senso che abbiamo 316 squadre iscritte per un totale di 5.612 bambini. Tutto questo non sarebbe possibile se non ci fossero i volontari. In totale sono circa 400 persone, 400 volontari. Tentiamo di fare il possibile che stiano non bene, benissimo, che si innamorino di questo sport. È da brividi, insomma, girare qua in questo ambiente qua, vedere l'interesse per lo sport, questi bambini magri, grossi, cioè, voglio dire, di tutti i tipi, è fantastico. Oltretutto anche quest'anno in Italia festeggiamo il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è un particolare avere tutta quanta Italia qui a Treviso, è una grande soddisfazione per noi. Il Trofeo Topolino essenzialmente è una festa adatta e fatta apposta per i bambini. Questo pallone schiacciato unisce continenti, modi di pensare diverso, culture diverse. Qui c'è vita, ci sono migliaia di bambini che corrono dietro un pallone ovale solo per la gioia di stare assieme agli altri. Giocare e divertirsi è la filosofia principale, non si deve portare all'esasperazione dell'agonismo, ma bensì a far amare lo sport, perché è lo sport e divertimento. Arriviamo da Sondano e siamo qui per giocare e divertirci. Il Trofeo Topolino è uno dei più grandi trofei d'Europa, forse il più grande. Qua si ci diverte molto e qua si fanno molte partite. Mi piace il Topolino perché ci sono tutti i giochi. Abbiamo un hotel fighissimo. Ha 4 televisioni e 2 TV. È come una grande festa. Si gioca a rugby, è molto organizzato e si gioca a rugby. Stiamo mettendo tutta la grinta che possiamo. È un'esperienza importante per loro per farli crescere in tutto, non solo a livello sportivo ma anche a livello educativo, perché comunque stanno fuori, per noi 2 giorni stanno lontano da casa dai genitori e vivono da soli questa esperienza, poi a livello sportivo il rugby insegna tutto. Non so quanto ho vinto e quanto ho vinto, non so se ho perso e quanto ho perso, l'importante è partecipare. Questo è credo il desiderio di tutta questa, diciamo, manifestazione. È senza dubbio un'esperienza che se la provi ti rimane dentro per tutta la vita. Io ho avuto la fortuna di giocare 2 finali e sono stati dei momenti veramente belli e li porto ancora dentro con me. Mi piace quando noi abbiamo la palla, ce la passiamo e ci divertiamo così tutti insieme. Lo trovo uno sport dove ti puoi dare le botte, mi piace. Ti aiuta a sfogarti perché è molto bello. Mi piace Spingere in mischia. A me invece piace molto placcare. Essere in squadra, mi piace passarla, mi piace fare anche le mete. È uno sport in cui posso provare molte cose che nella vita normale non posso provare. Quando avevo la loro età, ero praticamente una pallina di grasso, e mi è venuto in mente che forte proprio niente di rugby, però mi piaceva, mi divertivo e stare in mezzo con gli altri ragazzi e divertirsi era bellissimo.
tenere i genitori a bordo campo senza pericolo che si picchino o si insultino è sicuramente una caratteristica peculiare di questo sport che speriamo si mantenga a lungo nel tempo. C'è più una famiglia, insomma, è più sano forse. Portarli, sopportarli, lavarli, ci fortifica molto, ci unisce, vedi? Abbiamo anche noi la stessa divisa, ci fortifica anche noi. Ti rendi conto delle lavatrici della mamma solo quando vai a vivere da solo, che devi fartele tu, e là ti rendi conto e ringrazi anche la mamma, ti rendi conto di quanto vicino ti è stata. Portateli che non si fanno niente, lavorerete solo voi un po' di più, le vostre lavatrici ancora di più, bisogna cercare uno sponsor di qualche ditta di elettrodomestici, ma poi va bene. Ci sono tante squadre e molte straniere tipo questa che è la Croazia. Per venire qua abbiamo viaggiato per 10 ore da Spalato, dalla Croazia. In Croazia il rugby è bello, ma qui c'è un livello top. Siamo vicini di casa, ci separa solo l'Adriatico, ma qui è fantastico per noi. Possiamo disputare partite impegnative. È fantastico tutto questo. Giocate a rugby e divertitevi. Pozdravljam Sky Sport. Abbiamo preso l'aereo da Manises, l'aeroporto di Valencia, siamo arrivati a Bologna, dove abbiamo preso l'autobus e siamo andati all'hotel. Cercavamo da tempo il modo per far vivere una grande esperienza a questo gruppo di giocatori e non c'è niente di meglio del trofeo Topolino. Ci offre rugby di grande livello con avversari eccezionali. Frente al campo tenemos habitación. Si queréis echar un polvo, estamos a disposición. La, 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 la. Veniamo dal Portogallo, vicino Lisbona. Siamo nati 5 anni fa. Per noi andare in viaggio con i nostri piccoli giocatori di rugby è sempre stato un sogno. Siamo felicissimi di essere qui. Questo torneo è la cosa migliore che ho visto nella mia vita. Ecco la nostra squadra, c'è Alfonso che è portoghese, Nathaniel che è francese e qui chi c'è? Ah, è Agustin che viene dall'Argentina, Gabi che è mezzo saudita e mezzo portoghese, Lucas che è scozzese, inglese e portoghese, poi abbiamo Diogo, portoghese, e Sebastian che è statunitense. Siamo una squadra internazionale. Buongiorno. Sono capo allenatore del Daverie di Mosca. Io e il mio team siamo entusiasti di essere qui e di giocare questo stupendo torneo a Treviso. Grazie all'Italia, grazie a tutti gli italiani. Abbiamo molti amici a Belluno, abbiamo anche giocato degli amichevoli con loro negli scorsi giorni e poi abbiamo bevuto qualcosa nel terzo tempo. Спасибо большое. Sing, sing, sing. Да почему все время у тебя? Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e t'ho trovato invasor.